È finita la partita a Trissino, ha vinto il Trissino per 6-3. Qui abbiamo un protagonista della partita, il portiere Stella Rossato, che alla fine è stata anche acclamata da tutto il pubblico. Com'è andata Stella? Com'è stata questa partita? Bene, bene, sono contenta, ci siamo aiutate tutte quante, abbiamo lottato fino alla fine, siamo riusciti a portare a casa questa partita che per noi era importante. Bene, adesso siete al secondo posto e il 22 di febbraio ci sarà la sfida contro il Matera. Che sfida pensate di fare lì a Matera? Contro Matera sarà una dura partita, però noi andiamo là convinte per provare a portarla a casa, anche se loro sono forti, però noi ci crediamo sempre fino alla fine. Bene, oggi hai anche parato tre tiri diretti, giusto? Anche questo complimenti, com'è stata? Sono stata contenta, soprattutto per me e per la squadra, perché il primo rigore era in vantaggio loro, se segnavano andavamo sull'1-0, dopo era difficile recuperare la partita, però l'ho parato e sono contenta così. Bene, alla fine c'è stato anche l'esordio giusto del secondo portiere Sofia Sanson, che è il tuo vice, come anche lei una buona partita. Sì, mi trovo molto bene con Sofia, oggi ha fatto l'esordio anche lei, sono molto contenta e speriamo che giochi anche lei più avanti. Benissimo, grazie Stella. Grazie, arrivederci.